Pietraperzia, ridente cittadina della provincia di Enna, sorge nel cuore della Sicilia, ai piedi di una grande roccia, da cui deriva il nome stesso del paese, Pier per sé, pietra perforata. La storia di Pietraperzia risale al Neolitico, ma notizie documentate sulla storia cittadina si hanno a partire dalle dominazioni dei Romani e degli Arabi, e soprattutto da quella dei Normanni. Del castello parla il geografo arabo Idrisi, che lo definisce superbo e di una bellezza architettonica ammirevole. Dopo essere stato rimaneggiato più volte fino alla metà del 1500, il castello fu ampliato e ristrutturato da Matteo Barresi, che lo adornò con statue, fregi e varie opere d'arte, che trasformarono il suo aspetto da maniero a splendido castello nobiliare. Il castello fu dal 1820 circa fino al 1906 un carcere mandamentale e poi un lazzaretto. Successivamente furono i proprietari del castello, i principi Lanza di Trabia, a strappare finestre e portali marmorei a partire dagli anni 30. Nei secoli successivi Pietraperzia conobbe una forte espansione urbanistica. Vari palazzi civili, a partire dal cinquecentesco Palazzo del Governatore, palazzo stile rinascimentale che sorge in piazza del Carmine. In questo palazzo sedevano il capitano di giustizia, il governatore e altri notabili per curare gli interessi del popolo e del principe. Il palazzo del barone Tortorici, progettato dall'architetto Ernesto Basile. Lo stile è neoclassico, a differenza di quelli disegnati in stile Liberty dal Basile. Ha dei bei balconi sorretti dai massicci menzoloni ornati, così come le finestre, da graziosi timpani che ben s'armonizzano con tutta la facciata. Il palazzo comunale, la cui architettura è di composizione gotica, venne dato in affitto al Circolo dei Galantuomini, un'associazione della borghesia locale sorta con lo scopo di garantire i privilegi borghesi dalle rivendicazioni dei contadini e degli artigiani. Ma durante la rivolta dei fasci siciliani l'edificio venne dato alle fiamme e tutti gli arredi andarono perduti. Dal punto di vista sacro, la città offre svariati edifici religiosi. La chiesa più importante, la cinquecentesca chiesa madre intitolata a Santa Maria, con struttura a croce latina e risalente al XVI secolo. Ciao nonna, che stai facendo? Stai facendo la fascia dello Signore delle Fasce, che venerdì ne esce e c'è ma prendere sta fascia. Nonna, raccontami questa storia. La storia lo sai che è lunga. La tradizione dello Signore delle Fasce è documentata a Pietraperzia sicuramente dalla seconda metà del Settecento. Lo storico locale Fra Dionigi nel 1776 scrive che una processione partiva dalla chiesa del Carmine con grande devozione e partecipazione di popolo. Questa è la prima testimonianza che noi abbiamo di una processione che parte da questa chiesa. In realtà le fasce probabilmente sono venute dopo, nella prima metà dell'Ottocento. Abbiamo la certezza che ci sono delle fasce nel 1861, quando in una stampa realizzata da un disegnatore locale, un certo Cosimo Adamo, lo Signore delle Fasce viene rappresentato con 6 fasce. Ma abbiamo qualche documento successivo, a partire dal 1880 ci sono le prime fasce che portano quella data e in più c'è un vecchio registro che abbiamo ritrovato qualche anno fa, appunto in cui vengono documentate tutte le fasce esistenti in quel periodo. Per noi lo Signore delle Fasce è una tradizione di fede, un momento di religiosità popolare, di intima partecipazione di ognuno che fa parte di questa comunità, sia a Pietraperzia e sia anche fuori da Pietraperzia.
È veramente una cosa a cui teniamo molto, ma anche chi viene da fuori apprezza moltissimo questo silenzio, questa partecipazione collettiva a un rito che si ripete sicuramente da secoli. Un giornalista che è venuto, che ha osservato la nostra tradizione, ha scritto delle belle parole che mi piace qui ripetere. Mi sembrò che Lusignore delle Fasci fosse una miniera inesplorata di profondi contenuti e simboli sacri. In particolare mi impressionò moltissimo il silenzioso messaggio inviato da quelle fasce, tese tra una moltitudine di uomini sparsi intorno ed il Signore centro unificatore del mondo. Appunto è il Signore per noi, come lo chiamiamo noi, il Signore delle Fasce, che è il centro di tutta la manifestazione che si ripete il giorno del Venerdì Santo. A partire dalle 15 del pomeriggio, quando avviene la deposizione dalla cappella centrale della chiesa del Carmine, e fino a tutta la giornata del Venerdì Santo, fino alla notte, quando la processione a termine intorno all'1:30 del sabato, è un continuo pellegrinaggio nella chiesa del Carmine da parte di tutti i fedeli, concittadini, gente che viene da fuori a omaggiare questo crocifisso. I pietrini, diciamo con un'antica espressione, per salutare lo signorozzo, quasi fosse un amico di famiglia, una persona scomparsa. Ecco, questo è il legame che ha la comunità di Pierrepersia con lo Signore delle Fasce, qualcosa che appartiene a tutti e che è possibile fare come rito, celebrare, ripercorrere come rito solo con la partecipazione collettiva. Poche processioni in Sicilia hanno questa peculiarità, cioè che necessitano di una partecipazione corale di tutta una comunità per far sì che tutto venga celebrato e ripetuto secondo un vecchio schema, secondo un vecchio rito. Ed è quello che noi facciamo a Pierrepersia sicuramente da più di 2 secoli. E con questo spirito noi vogliamo che chi viene da fuori a vedere questa celebrazione, questo rito, osservi il nostro silenzio e la nostra devozione popolare. Il fercolo si compone di una base cubitale, in legno di rovere, ingollata senza chiodi e a ingascio, sulla quale esistono 4 supporti di ferro per il trasporto. La base viene portata fuori, posizionata su una piazzetta creata ad hoc per la processione, dalla quale viene poi alzata. Nella base viene inserita la croce in legno di cipresso, di 8,5 metri di lunghezza. La croce è posizionata in posizione orizzontale, viene poi completata con un cerchio in ferro nella sommità, sotto la croce, alla quale vengono legate le fasce. Le fasce sono ex voto privato, della misura di 33 palmi. Praticamente le famiglie che hanno come ex voto le fasce le portano, le legano e poi se le riportano a casa. La fascia si tramanda da padre in figlio, anche se morendo poi il titolare del miracolo, la fascia non ha più significato logico di esistere. Però per una questione di legame con la processione le famiglie se la tramandano. Alla fine di tutta questa composizione, perché il fercolo viene posizionato fuori alle 18, e sotto la croce, immediatamente sopra il cerchio delle fasce, viene collocato il cosiddetto mondo, che è una sfera multicolore, che significa la diversità del mondo. Collocato quello non si possono più legare le fasce. Dopodiché interviene il Cristo viene portato fuori col passamano e collocato sulla croce. Dopodiché vengono inserite le baiarde di 10 metri di lunghezza ciascuna alla base e portata a spalla dai portatori. Nel momento in cui viene alzato suscita, perché il pietrino ha nel DNA il Venerdì Santo, quindi nasce con la cognizione del Venerdì Santo, suscita una forte emotività. L'emotività poi diventa una parte essenziale della processione, il silenzio, portare la fascia con il dovuto rispetto. Calcoliamo che 80 portatori sono sotto per caricare a spalla tutto il fercolo. Il fercolo visto dall'esterno scivola, non cammina in maniera lentissima e tranquilla, non crea di quei problemi, però materialmente c'è la tecnica dei portatori, che sono il motore e l'anima del fercolo, e la guida dei confrati. Infatti i confrati sono distribuiti nell'insieme per amministrare praticamente quelle 500 persone che compongono le fasce e tutto il resto. Dietro seguono l'urna, che esce sempre dalla chiesa del Carmine, e la dolorata portata a spalla dalle donne, che esce dalla chiesa madre.
Il Fercolo farà il suo percorso storico, fino alla Santa Croce, all'ingresso del paese, dove invertirà la marcia girando sull'asse. Continuerà salendo e farà un secondo giro di fronte alla Chiesa Madre, per permettere poi di tornare con le spalle in avanti ed essere deposto in maniera lentissima, contrariamente a quanto avviene per la partenza. Il Pietrino vive in questo contesto di Venerdì Santo una fase particolare della sua vita. Venerdì Santo viene tramandato. Tramandato significa che le vecchie generazioni lo passano alle nuove. Vero è che nel corso dei secoli di generazioni ne sono scomparse parecchie, ma la tradizione e la devozione rimangono. Non si tratta di folklore, si tratta di devozione, il che è diverso. Noi purtroppo come uomini, tutti e nessuno escluso, viviamo due tipi di tempo. Il tempo lineare, che è quello che ci accompagna dalla nascita alla morte e cessa, e il tempo ciclico. Il Signore delle Fasce fa parte del tempo ciclico. Il tempo ciclico è il rinnovo. Il Signore delle Fasce viene celebrato il Venerdì Santo. Muore, ma risorge l'anno dopo. Ed è quello che dà speranza nella continuità della vita alle persone. Mia, questa è la storia dello Signore delle Fasce. Ora ti mento la misuretta e dopo ti do la fascia. Io sono la narrazione. Conoscere ed amare le nostre tradizioni religiose significa onorare la nostra identità e noi abbiamo il dovere morale di trasmetterla alle future generazioni.